Abbiamo Fabio Savian, lui proviene da Milano e naturalmente una delle cose importantissime che ha fatto in questi ultimi anni è stato quello di realizzare appunto un sito che raccogliesse praticamente tantissime meridiane non solo d'Italia ma di tutto il mondo. Adesso lui magari due parole ci dirà a riguardo, ma anche realizza meridiane diciamo tascabili e particolari. Qui ha anche un suo piccolo stand, meridiane di carta, che avrete modo all'esterno qui nel cortile di ammirare e magari di chiedere a lui o a sua moglie le peculiarità di queste sue meridiane. E tra le tante cose, naturalmente noi ci siamo conosciuti più volte, ci vediamo ai seminari, presenta sempre delle belle iniziative. E per Aiello ha fatto qualcosa diciamo di particolare per chi volesse venire e tramite appunto il cellulare o smartphone o computer navigare nel paese e vediamo che cosa ci dice a riguardo. Buongiorno a tutti. Dunque, io cercherò anche di essere molto breve perché so che sono l'ultimo a intervenire un po' fuori di misura. Questo sito è nato, mi parlerò di Sandalia Atlas, questo sito è nato 5 anni fa, 25 aprile, 25 anni fa, perché c'era un problema, la passione degli mnemonisti chiaramente è anche sapere dove sono le meridiane, per poter visitare, studiare, documentare, ma poi è una passione anche che si estende ad altre persone, perché chi per curiosità, per turismo, semplicemente perché ha voglia di vedere le meridiane, il primo problema e naturalmente di sapere dove sono. Per la verità, a partire dagli anni 70-80 circa, tutte le associazioni mnemoniche nazionali, quindi non solo quelle italiane, ma Francia, Spagna, Inghilterra, principalmente in Europa, però anche in Canada e negli Stati Uniti, si sono organizzati per iniziare a censire tutte queste meridiane. Il problema è che allora questi censimenti erano cartacei. Quindi, nonostante le persone hanno dedicato un pezzo importante della loro vita a raccogliere questi dati, il problema è che poi erano difficilmente accessibili perché erano nei cassetti di chi aveva svolto questo lavoro. Per la verità sono stati anche pubblicati dei libri, per esempio quello italiano 15 anni fa ha pubblicato l'elenco di tutte le meridiane che allora erano state censite. Il problema è che grazie allo sviluppo tecnologico, in primis di internet, si è presentata l'opportunità di poter rendere questo strumento di censimento più moderno e quindi internazionale. Per cui io avevo progettato questa idea, l'ho sottoposta ad alcuni mnemonisti che si erano interessati di censimento e quindi poi ne ho sviluppato il software. Questo sito ha delle peculiarità, non contiene pubblicità, è assolutamente senza fine di lucro. Tutti i dati di chi utilizza il sito non vengono passati a terze parti, quindi è un po' come Wikipedia. La particolarità è che quindi è accessibile a chiunque può andare a navigare nel sito per ottenere tutte le informazioni che contiene, ma la cosa importante è che chiunque, previa una registrazione molto semplice, può anche inserire i dati, quindi tutti i dati che io ho fatto il sito, ma tutti i dati che voi trovate nel sito sono opera di più che 700 persone sparse per il mondo, che chi più e chi meno hanno inserito dati, fotografie, eccetera, eccetera. Fate conto che attualmente sono censiti 22.000 orologi di circa 80 paesi diversi, in Italia ne ha 12.000, ci sono più di 50.000 foto in questo momento. Questa è la pagina d'ingresso, di fianco vedete per esempio le bandiere dei vari stati con il numero di orologi che sono stati sentiti nel sito. Una delle cose, se vai un attimo, se ti faccio cambiare un menu, se mi vai su galleria per così. Ovviamente adesso io non mi disperdo a darvi tutti i dettagli del sito, vi lascio il piacere e la curiosità di esplorarlo da soli, troverete un sacco di notizie. Vi do alcuni input particolari. Per esempio nel settore galleria si vedono gli ultimi orologi inseriti, questi sono gli inserimenti degli ultimi giorni. E con un paio di clic è possibile prendere un orologio, fare un clic su un orologio qualunque, se ne fai un secondo si apre la scheda dell'orologio, così vi mostro quali sono le caratteristiche principali della scheda.
si sta prendendo, tanto vi dico qualche altra cosa. Il sito è internazionale, vedete là in angolino ci sono 6 bandiere, perché tutto quello che voi leggete nei comandi, eccetera, si può leggere in italiano, inglese, francese, spagnolo, ceco e rumeno. Altre lingue si stanno aggiungendo, proprio perché il sito non è un sito italiano, è una vocazione internazionale. Ci sono circa 200-250 visite al giorno in questo sito e l'anno scorso in totale ne abbiamo contate più di 90.000 di 80 paesi diversi. Io mi meraviglio sempre quando guardo queste statistiche perché abbiamo trovato persone che dal Vietnam al Kirghizistan, alla Bolivia, alle isole Mauritius, alla Nuova Guinea sono andati a vedere le meridiane, probabilmente anche le nostre. Quindi ha avuto uno sviluppo internazionale molto particolare. Ne approfitto per dare anche una notizia ad Aurelio Pantanali e anche al signor Sindaco, perché io ho ricevuto un'email una settimana fa del docente di astronomia dell'Università di Seattle, quindi costa del Pacifico degli Stati Uniti, che è venuto in Italia con i suoi studenti. È stato un mese a Roma per vedere i passaggi dei pianeti del Sole a Santa Maria degli Angeli. Poi sempre con gli studenti si è spostato a Bologna e San Petronio. In questi giorni, se non sbaglio, è a Firenze, sempre per vedere la meridiana Camera Oscura. I ragazzi rientrano, se non sbaglio, domani. Lui ha noleggiato un'auto e mi ha scritto perché voleva poi con la moglie fare un giro in auto per vedere le cose. Andava, inizia, e domenica prossima io sarà da me a Milano, lo porterò a vedere delle meridiane a Milano. E lui mi diceva che da Venezia poi con questa auto passerà ad Aiello perché lui dal sito ha capito che doveva passare anche di qui e vedere le vostre meridiane. Per cui tra le altre cose se siete, io non gli ho ancora detto niente, però se pensate di riceverlo, di accompagnarlo in qualche visita, poi vi do tutti i regali. Allora, queste relazioni che sembravano impossibili, insomma, che sono delle cose anche un po' particolari, sono nate anche grazie all'opportunità di poter comunicare in campo internazionale, quindi di mostrare il patrimonio che diamo noi, o viceversa noi, di capire se vado in giro o no a fare un giro e ce ne siamo resi conti dopo, che il sito ha anche una forte vocazione turistica, e infatti poi è nata un'iniziativa appunto che abbiamo fatto con il Pantanali per Aiello. Vocazione turistica perché si è scoperto che le meridiane sono anche un maniente sotto il profilo turistico, cioè io in un weekend se vado a vedere una città, una valle, una località, il motto del sito è scopri il territorio seguendo le meridiane oppure scopri le meridiane indicane. Perché è vero, se io voglio scoprire una città, al di là delle icone, delle cartoline classiche di quella località lì, se voglio scoprire devo girare anche un po' degli angoli che sono magari non quelli principali, più famosi, e andando a scoprire le meridiane di quella località lì io ho sempre la possibilità di scoprire un po' meglio, di conoscere meglio il territorio, perché vado a finire in qualche piazzetta, a vedere qualche monumento o qualche pieve che non sono sui percorsi classici che solitamente fatti di vista. E quindi è un modo anche per scoprire il territorio, cioè le meridiane si sono rivelate anche una chiave di lettura del territorio, una chiave un po' originale in sé. Su questo sito è possibile creare dei percorsi, cioè è possibile radunare le schede degli orologi che sono già inseriti, dando un titolo a un percorso, e questi percorsi poi sono dotati anche di un link che si può utilizzare per mettere in un manifesto, in una locandina, in un altro sito internet, in maniera che andare all'altra si apre esattamente su quel percorso lì. Per esempio l'anno scorso, con la collaborazione di Aurelio, abbiamo creato il percorso meridiano di Aiello, che sono 104, fra pochi giorni aggiungeremo anche le 4 di quest'anno, e grazie a Gian Casalegno che ha sviluppato l'applicazione Android, quindi per i telefonini e per gli smartphone, è possibile, scaricando questa app che è assolutamente gratuita, il telefonino, siccome contiene un GPS, quindi è in grado di rendersi conto della vostra posizione, sullo schermo del telefonino o del tablet esce la mappa di Google della zona in cui vi trovate, centrata sulla vostra posizione, e vengono fuori tutti i segnali delle varie meridiane che ci sono nei dintorni. Con il dito, mettendo il dito su uno di questi segnalini, l'app fa vedere che percorso bisogna fare proprio per andare a raggiungere la meridiana e trovarsi davanti. Quindi per esempio un turista che viene da Aiello con
questo sistema può fare il giro delle meridiane di Aiello condotto dal suo telefonino a visitare tutto. Ah, non c'è questo, va bene, vi dico delle cose a voce. Io poi all'uscita troverete delle cartoline sul quale c'è l'indirizzo come promemoria, così annotate. Adesso io ho sentito parlare per esempio del capitano d'Albertes, vi posso dire che ci sono 2 orologi, c'è un percorso delle meridiane del capitano d'Albertes per esempio, e ci sono 2 orologi che non ho visto proiettati prima ma che sono registrati su San Atlas. Uno è quello all'ingresso dell'arsenale di Venezia e un secondo invece si trova sempre a Venezia, però su un'isola, adesso non mi sfugge il nome, dove c'è la casella di Lagunati, quindi non è accessibile. La nipote d'Albertis, Anna d'Albertis, ha avuto un permesso per visitare la caserma con un altro giornalista, ha preso delle foto ed è una meridiana un po' particolare dell'Albertis perché ha il profilo delle ali di Maiele. E la potete trovare, se adesso riesco ad andare sul percorso non ho idea. Su questo sito si possono fare delle ricerche, per cui è possibile cercare le meridiane di una zona con certe caratteristiche o che hanno determinate peculiarità. È possibile creare questi percorsi. C'è anche una sezione, prima ho sentito parlare delle maestre, quindi lo segnalo proprio in particolarmente a loro, perché questo è l'unico sito dove è possibile scaricare dei modellini, sono dei fogli A4 che vengono scaricati in formato PDF, quindi leggibili da chiunque, di meridiane di carta che vanno semplicemente tagliate, piegate e incollate per realizzare una meridiana di carta a scopo didattico. Ci sono una ventina di modelli, più di 20 modelli, ma la peculiarità che è unica di questo sito è che questi modelli non escono per una località fissa, come succede in qualche altro sito, ma si mettono le proprie coordinate, quindi il modello che si ottiene è fatto proprio per casa propria, quindi i ragazzi ci sono dei laboratori didattici che si organizzano un po' ovunque nel mondo, in cui le maestre scaricano questi modelli, fanno fare un'attività didattica ai ragazzi per costruire i modellini e quindi che poi si portano a casa e funzionano, perché sono fatti per le proprie ore. Potrei raccontarvi altre cose, ma non voglio dilungarmi, spero invece di aver creato in voi della curiosità, e se andate all'indirizzo trovate tutte queste informazioni per utilizzarlo. Se avete qualche domanda o informazione che potete approfondire, potete scrivere al sito, rispondo io. E la cosa importante poi è che tutte queste informazioni le voi trovate, quindi 50.000 fotografie, commenti, documenti PDF, persino si possono mettere anche filmati di computer. Tutte queste informazioni sono rese disponibili perché poco meno di migliaia di persone sparse per il mondo le hanno inserite. La scheda di ogni orologio è fatta anche da più persone, cioè uno ha messo un commento, uno ha messo la foto, un altro ha messo un documento PDF, eccetera. Per cui tutte le informazioni che trovate perché qualcuno ci ha lavorato. Il modo migliore per apprezzare queste cose è metterci qualcosa anche voi. Se fotografate delle meridiane, avete schede da fare che non sono ancora censiti e volete mettere dei documenti, questo permetterà ad altre persone di utilizzare anche un vostro contributo. Io non lo direi. Grazie probabilmente i muri di questo museo sono molto spessi e non ci hanno permesso di fare questo collegamento per farvi vedere le meridiane di Aiello. Comunque da casa tramite il vostro computer sono certo che collegandovi al sito si può navigare per il paese e individuare tutte le 104 meridiane presenti. Allora, abbiamo concluso questa conferenza, io ringrazio i relatori che hanno partecipato, che sono stati bravissimi e concisi anche nei tempi, e proseguiamo la giornata, avete tante cose nel nostro programma diciamo, che vi possono intrattenere fino a oggi pomeriggio, fino alle ore 17, fino a quando andremo ad inaugurare con la banda le 4 nuove meridiane di Aiello 2015. Grazie che siete stati con noi così attenti, grazie e buon proseguimento.